Siamo con l'ingegnere Savatteri della Proloco di Porto Empedocle per comunicare che il giorno 14 luglio, domenica prossima, ci sarà la giornata nazionale delle Proloco d'Italia e proprio qui a Porto Empedocle ci sarà un evento particolarmente interessante. Presidente, ce ne parli? Sì, abbiamo ideato il giorno 14 di luglio è la giornata nazionale delle Proloco. Quindi in questa occasione abbiamo ideato con i ragazzi del servizio civile in servizio alla Proloco e all'Umpli, abbiamo ideato questa giornata che era l'esposizione dei quadri di tutti i partecipanti alla estemporanea di pittura che abbiamo fatto l'anno scorso a settembre in occasione della festa di San Calogero. E quindi tra i premi c'era questa esposizione di quadri di tutti i partecipanti e dei vincitori. Quindi in questa occasione, come vedete stiamo predisponendo già l'allestimento, abbiamo pensato di organizzare un evento prima dell'inaugurazione. Quindi questo evento ci sarà una esibizione di artisti di strada, la danza del fuoco, la torre sarà illuminata con effetti luminosi e poi ci sarà l'esibizione degli artisti di Savatteri, Marco Savatteri. Quindi passeremo questa bellissima serata. La mostra resterà aperta fino al 28 di luglio. Negli ultimi giorni, 27 e 28, apriremo pure in notturna la terrazza per consentire ai visitatori di godere del panorama notturno sul porto e sulla città di Porto Empedocle. Questo segue, ricordiamo l'appuntamento che già c'è stato con le serate del jazz, che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo fatto delle ottime manifestazioni, le 3 serate di jazz sono state apprezzatissime, testimonianza la grande presenza di pubblico nelle 3 serate. Quindi diamo appuntamento allora domenica 14? Domenica 14 alle ore 21:30 vi aspettiamo alla Torre di Carlo V.